concedete 2 minuti, volevo uscire un attimo dal canovaccio prima di affrontare, il tema, perché ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto delle peculiarità interessantissime e addirittura un filo conduttore. Cerco di descriverla, 2 minuti vi rubo. Franco Posocco ci ha fatto vedere dei bellissimi quadri di paesaggi, siamo nell'Ottocento, fine Settecento, però prima, nel periodo precedente, non c'erano i paesaggi, quello che veniva rappresentato era il lavoro, la gente che tagliava l'erba, la gente che pescava, i marmisti, quello che è il museo di Londra, cioè il lavoro. Poi di punto in bianco è scomparso il lavoro ed è arrivato il paesaggio romantico. Ovviamente è semplice il motivo, perché i nobili, la nobiltà si era diffusa, erano quelli che avevano soldi e non dovevano lavorare, anzi il lavoro era un po', come dire, per la gente povera non era dignitoso mettere in evidenza il lavoro. Però, a parte questo, c'è stata proprio anche nel tempo, successivamente, una contrapposizione tra il lavoro, come fosse una cosa sporca, una cosa che in qualche modo rovinava il paesaggio, e il paesaggio che doveva essere privo del lavoro. Per fortuna poi che nel secolo breve è arrivata la fotografia, che è uno strumento potente che ha rimesso insieme il paesaggio e il lavoro. Perché questo? Perché anche, come diceva poc'anzi l'architetto, abbiamo bisogno di fare e di percepire delle strategie che possano anticipare i tempi. Io adesso vi farò vedere una tesi di laurea che abbiamo appena fatto con gli studenti su 2 isolati dei centri storici di Padova e Treviso, ma a parte gli aspetti legati alla fisica tecnica ambientale, c'è un aspetto che è quello urbanistico, della pianificazione, come si parlava prima, che si stanno svuotando questi centri storici. C'è una bellissima relazione della CGIA di Mestre di qualche mese fa che dice che dal 2034 probabilmente non si apriranno più negozi. Ma non perché sia ancora di più il negozio che arriva a casa col furgone invece di andare... No, perché mancano i giovani, sono i giovani, ormai abbiamo una quantità di giovani talmente bassa che sono loro propensi a spendere. Le persone anziane come noi hanno un po' di difficoltà a spendere, per cui non ci saranno negozi. A questo punto forse varrebbe la pena, anche dal punto di vista della pianificazione del numero, capire se si possono riutilizzare parte di questi edifici storici che sono nati per la residenza, ma che oggi non possono più essere mantenuti solo per la residenza. Purtroppo le normative indicano questo in molti strumenti di pianificazione. Se l'edificio è nato per la residenza, solo quella è la destinazione. Quando invece oggi, già il Covid ce l'ha fatto capire, molte attività lavorative, dall'intelligenza artificiale ad altro, possiamo farle negli stessi luoghi, per cui un qualcosa di direzionale può e dovrebbe essere visto, anche perché, apro una parentesi, la normativa del piano regionale del Veneto fino al 2022, col vecchio PTRC, diceva che al massimo si poteva fare nei centri abitati, centri storici, attività direzionali per un massimo di 250 metri quadri. Questo era un limite. Nel 2022 è stato tolto questo limite, per cui è l'amministrazione che progetto per progetto può dare anche dimensioni maggiori. Ecco, questa riflessione sul fatto che paesaggio e lavoro in qualche modo inizialmente hanno sempre viste come cose separate, ma l'urbanistica stessa con lo zoning le ha fatte in posti separati, forse oggi andrebbe fatta una riflessione strategica se in alcuni punti possono convivere. Però, qua chiudo questa riflessione e arrivo al mio intervento. Allora, noi insegniamo ai giovani, agli architetti che saranno laureati, noi lavoriamo al 5º anno, come si progetta
in funzione dei cambiamenti climatici. Oggi i cambiamenti climatici hanno un'importanza significativa. Diciamo sempre che lo stesso edificio messo in due posti che reagiscono in maniera diversa ai cambiamenti climatici hanno bisogno di strutture, di materiali diversi. Per cui lo stesso edificio non funziona nello stesso modo se il luogo non riesce a avere una resilienza ai cambiamenti climatici uguale. Ecco, insegniamo come adesso ci siano normative, come ad esempio la legge sul clima che è di 2 anni fa, recepita anche dalla nostra legislazione, anche perché il PNRR, di cui se ne parlava prima, ha introdotto una procedura che si chiama DNSH, che vuol dire di non creare danni all'ambiente, ma deriva dalla legge europea sul clima. Ecco perciò che dobbiamo non solo prestare più attenzione, ma anche avere una visione da qui al 2050, dove si dovrebbe arrivare ad emissioni quasi zero. Richiamiamo sempre anche come storicamente anche non solo gli architetti, ma anche gli urbanisti pensavano le città in funzione di quelli che erano i luoghi e come questi reagivano ai cambiamenti climatici, per cui l'orientamento era per poter avere delle brezze serali o mattutine, poter avere l'insolazione in determinati momenti. Oggi purtroppo anche oltre alla città anche gli edifici avevano i camini naturali, avevano determinate situazioni che noi glieli insegniamo agli studenti per quanto questo possa essere fattibile. Lo stesso anche l'orientamento, ormai addirittura abbiamo anche tutta una serie di software liberamente disponibili per gli studenti, per cui gli edifici che progettano o ristrutturano possono valutarli anche in quella che è la bioarchitettura in maniera assistita dal computer. E lo stesso, come dire, la possibilità viene fatta sia dal punto di vista energetico che soprattutto del comfort abitativo. Quello che però oggi abbiamo come punto critico sono città che non sono più state regolate da questo punto di vista nella loro costruzione. Gli interventi sono sempre stratificati, sempre per addizione, e oggi abbiamo grandissimi problemi delle isole di calore, soprattutto nei centri abitati e ancora di più nei centri storici. Ecco, perciò abbiamo fatto fare l'anno scorso una tesi di laurea sulle possibilità di riqualificazione energetica prendendo 2 aree campione all'interno di Padova e Treviso. Padova e Treviso perché erano le città degli studenti, di 3 studenti, ma avrebbero potuto essere anche qualsiasi paese o borgo del Veneto. E ovviamente l'obiettivo è quello non solo di capire come si può risparmiare il consumo e aumentare l'utilizzo di energia rinnovabile da qui al 2050, ma la cosa interessante, di cui poi lo dirò come ultimo numero, cosa succederà nei centri storici per quegli edifici che al 2050 non riescono a fare nessun tipo di intervento? La cosa è drammatica, ma è drammatica non a livello di edificio, è drammatica a livello di intera comunità. E vedremo cosa questo ci porta. Allora, gli studenti hanno fatto le analisi, non sto qui a mostrarvi le analisi solite che si fanno, hanno visto quali sono gli interventi possibili. Qui apro una parentesi, non abbiamo pensato che sia possibile fare, come dire, nessun confezionamento di soluzioni tabellari da applicare. Siamo sempre dell'idea che ogni restauro va visto caso per caso, perché
le problematiche sono tante. È possibile trovare materiali, soluzioni sempre innovative da vedere nelle varie combinazioni, ma non è possibile avere soluzioni tabellari. Qui vediamo come un esempio il fotovoltaico, quello in policristallino integrato, cioè non sovrapposto ai coppi, ma integrato con l'alluminio sotto, per cui ha anche una funzione di tetto, e i coppi fotovoltaici con vetro e poliestere, che in qualche modo non hanno l'efficienza del policristallino, però quello è un edificio in Croazia che è un edificio vincolato, e le due parti che si vedono più chiare sono con queste tegole, come dire, che riescono ad avere un efficientamento energetico anche se non hanno, come dico, la stessa resa del policristallino. E ovviamente poi hanno fatto tutta una serie di casistiche: se il vincolo permette la riduzione dell'altezza interna, se i pavimenti possono essere alzati, se c'è il vincolo del pavimento, se ho il vincolo sulle murature esterne perché sono prive di affreschi e il tetto magari mi dà quella leggera profondità per poter aumentare l'isolamento, oppure intervenire con gli intonaci, quelli già isolanti, visto caso per caso. Poi hanno fatto, ecco, questo è una delle zone, quella di Padova. Per le varie zone hanno poi fatto gli archetipi, cioè le architetture tipo, per poterle avere assonanza rispetto ad alcuni parametri come il grado di protezione, il numero di piani, l'altezza totale, l'area e il volume. Questo qui ha permesso di classificare degli archetipi per ciascuna dei due interventi. Ecco, poi a seconda, quelli sotto sono le tipologie di archetipo, si è visto quanti sono i consumi sia per il periodo di riscaldamento che per il periodo di raffrescamento. Ecco, uno dei... Ecco, ho saltato questo. Uno dei temi fondamentali è che noi nel 2050, vediamo se si vede, qui ho sbagliato, quale vuole vecchia? quella che era dopo Non c'è, qui finisce. quella prima di questa, prima ancora, eccola qua. Allora, al 2050, se ovviamente anche qui con le proiezioni dei cambiamenti climatici che ci sono, voi vedete che ogni anno è sempre più caldo, ogni anno statisticamente sta diventando sempre più caldo degli anni precedenti. Al 2050 avremo, vedete che quel marrone riscaldamento, avremo una diminuzione della necessità di energia primaria per il riscaldamento, perché gli inverni saranno più caldi, per cui addirittura arrivo anche a una percentuale abbastanza significativa, del 50% addirittura, cioè metà di quello che è per cui anche un fotovoltaico piccolo con il coppo fotovoltaico è in grado di mantenere una pompa di calore. Ecco. Però guardiamo il raffrescamento estivo. Il raffrescamento estivo arriva anche a un più 250%. E qui non c'è energia che riesca a sopperire. Cioè avremo delle temperature, delle isole di calore con delle temperature talmente elevate che bisognerà cominciare a prendere in considerazione anche altre ipotesi. Questa è una fotografia di Dubai, quando è mancata la corrente, e dopo un quarto d'ora tutta la gente era giù in macchina che girava, perché era l'unico posto dove era fresco, se si poteva raffreddare. Se noi pensiamo che adesso le linee elettriche delle nostre città non sono ancora nate e non saranno forse neanche in quel periodo
dedicate ad avere quella grande quantità di potenza. Dovremmo pensare ad avere delle batterie non solo per il fotovoltaico che a cattura di giorno la corrente e ci permette di adoperarla di giorno, ma le batterie che ci permettono di caricare dalla rete in certi momenti e che ci permettono di utilizzarla di giorno quando non c'è più corrente della linea. Cioè è molto facile che avremo dei blackout molto frequenti proprio perché con quelle grandi carichi energetici, con edifici, se non si trova interventi, ma comunque oggi la maggior parte degli interventi deve essere fatti dalla tecnologia, cioè il comfort nel periodo estivo dovrà solo purtroppo essere affidato alla tecnologia, la quale consuma energia. Per cui quello sarà uno dei problemi da qui al 2050, di cui bisognerà cominciare a orientare anche la pianificazione, oltre che all'intervento sugli edifici stessi. Mi fermo qui perché vedo che sono già fuori.